Si è allacciato abusivamente al contatore dell'energia elettrica della vicina di casa che, ignara, si è trovata a pagare bollette molto più alte. Da qui la segnalazione e la denuncia della donna. È accaduto a Castelfranco Veneto. Al termine delle indagini l'intervento dei carabinieri nell'abitazione del ladro di energia elettrica, denunciato per furto un cinquantenne della zona aggravato da precedenti di polizia. Gli accertamenti dei carabinieri, unitamente al personale tecnico specializzato di Enel Distribuzione SPA, hanno potuto constatare infatti che l'uomo lo scorso mese di maggio per una settimana circa si è allacciato fraudolentemente al contatore dell'attigua abitazione della vicina di casa. A Pederoba 3 rumeni, invece 2 donne di 33 e 43 anni incensurate ed un uomo di 33 anni pregiudicato, hanno messo a segno un colpo in un supermercato. Dopo essere entrati hanno occultato 11 bottiglie di superalcolici all'interno di 2 borse utilizzando 2 panni in microfibra per attutirne il rumore. Per guadagnare la fuga le 2 donne hanno oltrepassato le casse approfittando della manovra diversiva dell'uomo intento a distrarre l'ignara cassiera, ma ad intervenire subito il personale della vigilanza e i carabinieri che hanno bloccato l'uomo. I militari dell'Arma hanno poi fermato le 2 complici, una delle quali scalza, che avevano tentato di allontanarsi. La refurtiva del valore di 500 euro è stata restituita su disposizione dell'autorità giudiziaria. I 3 sono stati associati nel carcere di Treviso e in quello femminile di Venezia, arresti convalidati.